In Russia. Quando? Ora. Chi? Noi. Perché? Per conoscere. Come? Guardando. Ogni dipinto, statua, fotografia, fissando un istante, lo rende eterno. Non è neve che si scioglie, non cade marcendo come i fiori di ciliegio. Resta per sempre. Sapendo vedere, possiamo scoprire qualcosa di noi attraverso loro, perché la storia si sa, talora diminuendo. Cristo è ateo, diceva Ivan Kramsko, tra i più grandi poeti della fine dell'Ottocento, e coerentemente fondò il gruppo dei pittori atei. Non più accademie né atenei, preferì, con realismo democratico, tormentato da un conflitto interiore, così affermava Fyodor Dostoevskij. Il ritratto d'uomo del 1873 è di realismo vitale. A giudicare dal naso, il fiuto non gli manca. Così la pacatezza, segno di forza interiore, ci osserva nel nostro passare, irremovibile, aspetta gli altri. Costui, per la storia, è Tolstoi. Un volto giovane, dall'ovale dolce, gli occhi da gazzella sorpresa ed un accenno di sorriso nell'incarnato intatto. Nessun dubbio ha dovuto patire. Esce dalla luce con fiducia, eppure è donna, il seno lo rivela. La luce esce dall'abito, forse di sposa, e la illumina dal basso. 7 anni prima dipingeva una giovane dalle chiome sciolte sulle spalle e al collo 6 giri di collana di perle ed una pietra nera. Una rosa rossa chiude la scollatura. Notevole è il lavoro sui pizzi e merletti. Lo sguardo è atono. Il pensiero è come fosse altrove. Non disturbiamo oltre. Andiamo ad ascoltare un concerto classico. Invero, si è appena concluso. L'omaggio floreale giace sul pianoforte chiuso ed i musicisti hanno deposto gli archetti. La sala è importante. Una colonna dorica la conclude a destra, dietro ad un trofeo arboreo. Lei, in uno splendido vestito bianco, corredato da strascico, regge lo spartito chiuso con guanti immacolati. Il robusto petto, cassa armonica naturale, ci rassicura sulla qualità vocale. Il volto, dai tratti bruni e decisi, ci convincono che ha corde vocali da contralto. Voce calda come le estati, profonda quanto la sua terra. Un anno prima, nel 1881, dipingeva in un ambiente borghese una giovane con ombrello da passeggio. Fuori è pieno sole. Con la destra indica che sta per uscire. Infiocchettata com'è, non mancherà di stupire. L'abito di seta trasparente susciterà curiosità quanto i suoi occhi neri e l'acconciatura sontuosa. 2 uomini, un contadino seduto a prender fiato. Il sole è ancora alto e l'erba da falciare, rigogliosa. Lavora a piedi scalzi, su terra che, per quanto assorba il suo sudore, lavoro, amore, mai sarà sua. La falce è annodata al legno di una corda di canapa e di corteccia sono le mani del servo, padrone di una croce ortodossa e di una chiave che custodirà il suo sonno. Attorno
a lui le arnie, piccoli ripari per le api e sul fondo un bosco rigoglioso. Il suo padrone è mattiniero. La pesca in palude lo richiede. Su una barca stabile, abiti e capello adatti per proteggersi dall'umidità, nonché munito di equilibrio e santa pazienza. Gli occhiali da lettura sono una incongruità. Certamente il dipinto è stato realizzato nell'atelier e la verzura aggiunta posticciamente. La forma della prua lascia a desiderare, così l'ombra sull'acqua color vinaccia. Notevole il gioco delle mani e del corpo in cerca di stabilità. Al momento non vi è ombra di pesce. Stupenda la figura dell'allevatore, il sole, il gelo hanno scritto la loro storia sulla pelle dell'uomo. È ancora forte, ha mani e polsi capaci di piegare le gambe ad un cavallo. La barba biondo ricciuta racconta la sua età, che i capelli neri vorrebbero smentire. Non è distratto dalla nostra presenza. Il suo pensiero è nello sguardo perso lontano nella steppa. I suoi animali, liberi dai finimenti che regge al braccio, sgambettano per la gioia. Sono quel che lui è, felici di quel poco che possedono. Se quest'uomo non è Cristo, noi vorremmo essere atei. Un tondo che è un dono, per un marito geloso che la copre d'oro. Anche lei regge l'ombrellino, ma non ha la fretta del peloso che la guarda con occhi imploranti. Gli occhi di lei, orientaleggianti, sono rafforzati dal disegno di sopracciglia ad ali di gabbiano, curate con pinze minute. L'atteggiamento austero, la preziosa croce, il naso allungato, caratteristica degli Asburgo, ci inducono a chinare il capo con rispetto e passare oltre. Ritratto d'un uomo assorto, a dipingersi senza guardarsi. Dentro deve cercare qualcosa di sé e con mano ferma, indagando senza pregiudizio. Ha indizi sufficienti ed un sospetto lo inquieta. Forse è un presagio, qualcosa lo trattiene. Il pennello che usa è quello sottile, adatto a sfumare, precisare, concludere. La mano sinistra, che regge quelli per tratti forti, è sfocata. Un dubbio, dicevamo, lo trattiene. Perché correggere l'imperfetto? Non è compito dell'artista modificare la realtà. L'arte è artifizio, come tale ci sopravviverà ad una vita che ci muta fino all'estrema decomposizione. È questo il pensiero che lo assilla? Non risponde. Rispettiamo il suo silenzio. Il quadro successivo è una conferma non del dubbio né del pensiero dell'uomo bronzeo di Rodin, ma della afflizione di Giona, del cinismo di Salomone, della disperante preghiera di un Cristo miscredente. Le mani nodose stringono la certezza di un impossibile incontro tra Dio e l'uomo che soffre nell'abbandono. Lei la vogliamo vedova serena, forte della sua fede, forse abusa di zuccherosi piaceri terreni, fiduciosa di replicarli nell'aldilà con un ame biascicato dopo l'estrema unzione. Dipinto ironico, nell'allegrezza della morte annunziata, fa tenerezza o timore la di lei disumana sicurezza. Perché la vita è lotta,
Nella notte attende il cacciatore. Ha il fischio di richiamo e una doppietta attende la caccia grossa. Il coltello all'anca non è pronto all'uso a squarciar la gola al cervo, cerbiatto, cinghiale. Il sangue è della terra, ad essa spetta il primo trionfo. La carne agli uomini, le corna saranno trofeo per la posterità. Seduto, attende, l'indice sul grilletto, che la preda esca dal bosco. Non sarà il fischio, illusione per pennuti, ma l'erba fresca del primo mattino a tradir la preda. Così è per gli uomini. Si muore credendo di vivere l'ennesima gioia che ci sarà sottratta dal caso, re della fatalità. Si può fuggire dalla selva oscura, dalla tempesta del cuore, dai demoni della mente. Il rifugio è il dialogo con chi fu capace di superare secoli e millenni. Deposto l'inutile ombrellino, la bellezza trova il suo specchio nella lettura. Assorta, dimentica dell'approssimarsi della notte, si illumina. La mano che sorregge la fronte limpida come acqua di fonte, gli occhi attenti, le labbra socchiuse, sa che potrà replicare, inventare una realtà possibile, solida come il marmo che regge il suo gomito. Seducente è lo scivolare involontario della scollatura lungo la spalla abbandonata ad un piacere cui noi non possiamo accedere. Krusky ci sorprende con il suo realismo azzurrato, una luce livida, invernale. Lo confermano le maglie pesanti dei bambini. Attraversa la stanza illuminando la parete dietro la pianta grassa. Lascia in ombra l'angolo. Un bene per le piante lì riparate dal rigore dell'inverno. Un'edera si arrampica sul lato destro. Le ombre, la prospettiva, la precisione del disegno ed il colore del tappeto della tenda, dell'imbottitura, dello sgabello stupiscono. Si potrebbe persino scrutare la carta geografica aperta dai ragazzini. Sul tavolo a destra un libro è tenuto chiuso da una statuina in bronzo, dai contorni indorati da riflessi luminosi, tutto perfetto, non fosse per lo sguardo del ragazzino di destra. Maruschi, la misura nella composizione. Limita lo sfarfallio al colletto a sciarpa. La giovane di rara bellezza ha orecchini a monachella, i capelli trattenuti da una fascia di velluto nera, ma quel che affascina è lo sguardo malinconico. Troppo per labbra così carnose e morbide. La felicità le aprirà le porte, ne siamo certi, e la sua vita filerà liscia e dritta come la scriminatura dei capelli. Forse lì è il motivo di preoccupazione. Il pittore pone attenzione all'agitazione dell'ufficiale intento a nettarsi le unghie, con il fianco appoggiato ad un pianoforte a coda. È una scena muta. Forse si può sentir qualche sparuta nota. Il signor inverno gela l'aria e la balza del cappello. Non ha l'incarnato carezzevole, ma il volto piegato alla tristezza. Jan Bero, frequentatore di salotti, coglie momenti di garbata seduzione. La giovane, dall'ampia scollatura sulla schiena, si volge per rispondere alla proposta
incalzante del corteggiatore. Luogo ed ora sono celati dal ventaglio. Qualcuno potrebbe leggere le labbra. La sua dirimpettaia, per esempio, col fiocco azzurro sui capelli, che pagherebbe ben più di 33 copechi per rompere l'incantesimo dell'intesa tra i due. Un corteo di uomini austeri contrastano con la leggiadria femminile che si esprime in sorrisi, confidenze, pettegolezzi. La dama dal collare nero, con seno sbocciato in un florilegio viola, vitina da ape, ingioiellata, avrebbe risvegliato persino gli assopiti sensi dei signori che nei salotti fan flanella. L'aria chiusa ci affanna. Usciamo e scopriamo che è l'inverno di Corovi. La slitta è pronta, il cavallo imbragato ed un uomo sotto la tettoia aspetta che qualcuno esca. La giornata, peraltro, sembra tiepida, forse marzolina, ed ha sciolto la neve liberando il tetto di legno e paglia. Le betulle mostrano le loro macchie ed il percorso oltre il cancello ha tracce acquose. Il bimbo di Sarav non è pronto. Indossa la camicetta. La madre, con occhi attenti, lo osserva e prepara gli abiti pesanti. Sa che sarà un giorno di festa. Sulla prospettiva Nevsky, la neve disturba il passeggio e viene ammorbata dagli escrementi equini. In una garitta, gendarmi assicurano il buon governo della città, voluta da Pietro il Grande. Ha somiglianza dell'urbe perfetta, la Roma del Nord, la Parigi dell'Est. L'ombra annuncia l'ora del tè. Alfred Steven lo serve su un tavolino ricoperto da un copriletto che si confonde con la sedia dietro al samovar argenteo. Una giovane, scura di capelli e nel volto, mescola lentamente lo zucchero nella tazza di porcellana con bordura dorata. Nell'altra mano regge un guanto. È tornata da poco, con un omaggio floreale. Forse ha cantato in un concerto dall'esito insoddisfacente. Alle sue spalle amiche spettegolano, bisbigliando. Sul fondo una figura allunga nel buio il collo su uno spartito che luccica di luce propria. Il pianoforte, si deve presumere. Dal terrazzino innevato, Anna Karenina, di cui scorgiamo lo sguardo seducente, si è accorta del nostro passaggio. Tuttavia, nulla la farà desistere dal suo destino beffardo, ossia finire in un libro, tra i tanti, mescolato negli scaffali di una libreria. Forse stava guardando lontano, attraverso l'occhio della mente, ad un paesaggio tristemente malaugurante di cornacchie volanti. La felicità che rincorriamo è costruita da piccole cose. Una giornata di marzo in un bosco di betulle, un buon ritiro per ritrovare se stessi e, a Dio piacendo, l'amore. Avere fiducia nel proprio lavoro, la speranza di un buon raccolto, in compagnia di amici sinceri, ed i cani lo sono, mai tradiranno. Nella caccia sono utili e spesso non mancano di ironia, come in questo quadro di Praenesnikov. Il fiuto dei cani è impareggiabile. Quel cacciatore è in posa innocua. Peraltro, l'utilità e l'intelligenza del cavallo
per taluni è superiore a qualsiasi animale, ma questo di Sverkov ha un carattere che pochi sanno governare. Metafora della vita, il potere non basta se non lo si sa usare. Un buon governo assicura prosperità al paese, perché il buon raccolto viene dal paziente lavoro che lo precede.